Per te primo anno da presidente della Pallamano Girgenti e ritorno in Serie A. Per te un sogno che si avvera. Era una promessa e un impegno che ci eravamo prefissati sin dall'inizio del campionato quando abbiamo iscritto la squadra in Serie B. La promessa l'abbiamo mantenuta con molti sacrifici e grazie alla chiusura finalmente dell'assegnazione del palazzetto dello sport, perché senza il palazzetto avremmo comunque rinunciato a questa categoria e probabilmente anche a fare pallamano e sport di un certo livello ad Agrigento. È tempo di programmare la nuova stagione, in che modo? Come interverrete? Interverremo con una squadra comunque che ci garantisca sicuramente di mantenere la categoria. Quello è l'obiettivo nuovo di quest'anno, cioè non abbiamo grilli per la testa perché comunque ritorniamo sì, ma siamo nuovi e incontreremo squadre che già marcano questi palazzetti da diversi anni, quindi sicuramente avranno più esperienza e più gambe di noi. Serviranno sponsor, supporto economico, quale messaggio vuoi lanciare alla classe imprenditoriale? Vabbè, il messaggio è quello, il messaggio è di starci vicini, stiamo già cercando di chiudere delle trattative con degli sponsor importanti, adesso il gioco si fa serio, non è più diciamo, la partitella di Serie B dove su 20 partite ne vinci 18, 17 facili. Queste partite saranno tutte delle finali una dopo l'altra, quindi sono partite dove dietro ci sono sacrifici e chilometri da fare. Le spese non sono uguali al campionato che abbiamo fatto a livello regionale l'anno scorso, cioè abbiamo partite a Reggio Emilia, abbiamo partite a Imola, sono delle trasferte che comunque ci faranno fare una bella esperienza e che hanno dei costi dietro, quindi sono fiducioso che gli amici, tra virgolette, perché comunque ci hanno aiutato, mi viene brutto chiamarli sponsor perché sono veramente degli amici che hanno creduto nel progetto, hanno creduto in noi, hanno creduto in questa società e a loro mi rivolgerò con lo stesso spirito. Coach Lillo Gelo, che sapore ha questo ritorno in Serie A della Pallamano Girgenti? Ha un sapore diciamo nuovo, diverso da tutti gli altri perché finalmente si gioca ad Agrigento. L'ultima volta che siamo stati in A2 nel 2022-2023 andavamo a giocare a Enna le partite in casa e ora la novità più importante, più significativa e diversa da tutte le altre volte è che finalmente giochiamo ad Agrigento in un posto lontanissimo, al campo sportivo giochiamo, quindi diciamo questo ha un sapore veramente straordinario. Si conosce il girone, dunque che Serie A ti aspetti? Ma un campionato sicuramente molto ma molto difficile, ci saranno 10 squadre in cui 3 saranno siciliane, una campana, una pugliese, 2 Marche, 2 Abruzzo e si arriva anche in Emilia Romagna a Imola, dove siamo andati anche con la 1 nel 2010. Che squadra servirà per fare una bella figura? Servirà una squadra che abbiamo allestito principalmente nei numeri. Abbiamo cercato di creare una rosa che raggiunga le 15-16 persone per poter allenarci, fare bene e avere pure dei cambi in partita che l'anno scorso ci sono mancati. Il ritorno in Serie A è anche una vittoria per la città di Agrigento? Sicuramente il palazzetto è una vittoria per la città, finalmente dopo tanti anni avere un palazzetto che non sia più il Nicosia, che è glorioso Nicosia, abbiamo finalmente una struttura di 1500 spettatori che può ospitare qualsiasi tipo di manifestazione. Secondo me è un giusto compenso per quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Lo scorso anno è stato un campionato che è veramente travolgente sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista sportivo che di crescita societaria, perché un obiettivo appunto della società era proprio questo, iniziare a mettere delle fondamenta per dare una sicura stabile Serie A a questa società che secondo me merita questo palcoscenico. È tempo di programmare la Serie A. Che tipo di interventi farete e come la programmerete? Noi intanto ci fidiamo del contributo dei ragazzi, quindi il backbone sarà lo stesso, poi magari metteremo degli innesti dove c'è qualche piccola carenza perché il salto di categoria sarà pesante e quindi dovremo per forza correre ai ripari.
Poi per quanto riguarda i risultati staremo a vedere in base appunto a quello che noi metteremo in atto. Dal punto di vista societario ce la metteremo sicuramente tutta, anche perché la società è formata da dirigenti che hanno nel cuore la pallamano Girgenti e che vogliono mantenere alto il nome appunto di Agrigento della pallamano.